Oh, Venezia, ovvio. Venezia che sarà da starghe una vita? No, d'ore, ma che tornerei, non sta a preoccuparte. Venezia, come te sai ben, le sta per pidem millennio capitale della Repubblica de Venezia, conosciuta come la Serenissima. Ma per saperne di più, basta che te guarda il cartone animato della grande storia dei Veneti, contata a me. Cercalo su YouTube. Grazie Dino di avermi portato in gondola. Chissà quanto ti è costato. Ah, niente, la gondoliera, la mia amica, era Giorgia. Sì, Dino. Caroline, te presento la Giorgia, la prima gondoliera femmina a Venezia. Ha vinto il concorso qualche tempo fa e le sta riconosciuta idonea da l'ente gondola. No, Bagigi. Gondola, Dino, se dice gondola, no gondola. Sarà contenti i tuoi colleghi, Giorgia. Finalmente una bella donna che guida una di ste barche qui. Ah sì, adesso aspettiamo solo che suore è disammessa. Che canale è questo, Dino? È il famoso Canal Grande e sta piazzetta chi la si chiama il broglio, perché dalle 10 a mezzogiorno si catava i nobili a imbrogliare la gente. Adesso invece quei che imbroia la gente i frequenta altri posti e da altre parti, ma la sen stara là. Tutti i nomi dei sestrieri, cali e campi di Venezia e una storia, setto Caroline. Ma adesso fai anche un salto a Rovigo. Non è Venezia, ma la te riserverà delle sorprese. Ecco Rovigo, la città dei Rovigotti. Detta anche città delle rose, lo sapevi? Perché delle rose? Come i fiori a Sanremo e i tulipani in Olanda? No, tutta questa storia è dovuta a Ludovico Ariosto e il suo Orlando Furioso fa derivare il nome latino di Rovigo, Rodigium, dalla parola greca che vuol dire rosa. La terra il cui produrre di rose le die piacevol nome in greche voci. E t'ho letto l'Ariosto, Caroline. E mica pensavate fosse ignorante come una tacola. Buono questo risotto. È il risotto polesano. Ah, la cucina di Rovigo la riflette la povertà della gente dei posti che era una volta. Qua che piende anguille, e infatti nei risotti che metti le anguille, e anche i cefali e i branzini. E perché Dino c'è tutta questa nebbia? Le cosite la provincia di Rovigo, è la zona che si chiama Polesine. Fino a qualche tempo fa era occupata dalle paludi. Le paludi non le che più, quasi tutte, ma un po' di quell'acqua le resta per aria come te vede. Ma Rovigo non è solo famosa per la nebbia, ma anche per dei bei postesini per mangiare e per Orcocan la Maria da Rovigo. Doveva immaginarmi che la catavo. Ne via Caroline, la Maria la me spaventa. E dove andiamo? A Vicenza. Ciao Dino. Ecco Vicenza, la città del Palladio. Te lo ricordi tu? T'ho ito prima di ricordarti Caroline, te che è la memoria della farfalla spiaccicà sul Barabressa. Andrea Palladio, nato nel 1508 a Padova. Era architetto e scenografo del Rinascimento. Era un fenomeno, altro che Cristiano Ronaldo. Era la personalità più influente nella storia dell'architettura occidentale. Pensa che nella Repubblica di Venezia l'aveva progettato un sacco di ville, cese e palassi. Ma sei nato a Padova? Perché dici che Vicenza è la sua città? Perché la vissuo qua, mia tutti è come me, che indovinasse sta. Ecco, le sue ville è uno dei patrimoni dell'umanità secondo l'UNESCO. Sta UNESCO. Ecco la Basilica de Palladio. E qua Vising è il primo teatro coperto al mondo. È il teatro olimpico. Sempre anche quel de Palladio. E adesso te porto su al santuario de Monteberico. Ma prima passiamo anche a vedere la villa Almerico Capra, detta la Rotonda. Bellissima, la più famosa delle ville venete. De Palladio anche questa. Pensa che anche Thomas Jefferson, presidente degli Stati Uniti, la per esempio da Palladio per costruire la sua residenza a Monticello in Virginia, che tra l'altro è l'unica casa negli Stati Uniti che è patrimonio dell'UNESCO. Sta UNESCO. Che bello ascoltarti, Dino. E te ne dico un'altra, Donetta. Vicenza è una delle prime province italiane per la presenza dei stranieri. E dopo dice che i veneti è chiusi. I ven tutti chi in Veneto, se vedi che si cata bene, devo tornare a vivere nel Wisconsin. Che sia Vicenza, la provincia più bella del Veneto. E ci le sa. Te sei che da decidere. Dai, monta in macchina. Passiamo da Bassano. A far. Sul ponte di Bassano la ci darei la mano ed un bacin d'amor. Piuttosto baso una nutria con la litosi. Questa città mi sembra di conoscerla. Per forza, Caroline. Sveglia, se arrivi a Verona, all'arena non te la fai anche a vedere. E neanche alla casa di Giulietta, se no te me diventi romantica. Ci porterò uno dei miei amanti. Portami almeno al Teatro Romano a vedere uno spettacolo. Dino, sveglia! Oh, scusa, Caroline. Ecco, sto viaggio il man poco stracà. Bello però.
Ma spero che te decida in Pressia qual è la provincia più bella del Veneto. Dai, dimmi qualcosa sulla nostra bellissima Verona. Il saveto che in tedesco si chiama Bern. No! Il setto che le visita ogni anno da 3 milioni di turisti. Anche a Verona, tutta quanta, non tocchetin. L'è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Se cato stasera a UNESCO, che strinso la mano. Anzi, la porto fuori a cena. Verona è una città che sa sviluppare senza interruzione per 2000 anni e quindi la integra gli elementi artistici e architettonici di tutte le epoche che sa succedue. Ah, Verona che l'ho nel cor. Sì, mi so da Sandrà. Ma Sandrà non è mia in provincia di Mantova? Orco can. Allora, qual è la città che ti è piaciuta di più, Caroline? Che da starghe una settimana? Dino, hai 3 mesi di ferie, no? Allora facciamo così. Voglio farci 2 settimane per ciascuna. Ed è anche poco per ammirare tutte le bellezze della nostra regione. E poi voglio che mi porti a cena nei migliori ristoranti dei capoluoghi di provincia del Veneto. Ah, te garesse anche delle pretese? E dimmi, Caroline, Sharm el Sheikh? Ghenarò a fare le sabbiature quando che soveccia decrepita. Parti, Dino!